Giuseppe Morandini, vivo a Colloredo di Montalbano in provincia di Udine e sono presidente della Fondazione Friuli. Ma credo l'incontro sia avvenuto una decina d'anni fa, ancora in Cassa di Risparmio, ma mi ricordo benissimo che, tanto per non smentirsi, con Kramars, dopo 2 secondi di presentazione, hanno cominciato subito a parlare di un'infinità di progetti per la montagna in modo coinvolgente ed anche entusiasmante, un ricordo che non cancellerò mai. Ma in questi anni direi che c'è stato un rapporto molto intenso con Kramars, ma non solo intenso quanto stimolante, perché la spinta all'innovazione che viene da Tolmezzo è una spinta sempre che valutiamo con grandissima attenzione. Assieme a Kramars abbiamo sviluppato il bando per la montagna e da quel bando sono nati dei progetti molto interessanti con risonanze che vanno ben oltre i confini regionali. Ma per quello che li conosco, ma anche per le iniziative che abbiamo fatto assieme, io direi che la spinta all'innovazione, il coraggio, la puntualità e la voglia di fare sono dei riferimenti che non abbandonano mai e secondo me sono proprio i pilastri per la garanzia della realizzazione di qualsiasi progetto. Ma la prima cosa che mi viene è senz'altro un gruppo di persone stramotivate. Un gruppo di persone che sa stare assieme e sa lavorare bene assieme, che è una cosa rara. Ma soprattutto una qualità che a me piace molto è che in Kramars c'è una visione strategica molto chiara e c'è la capacità di interpretare in modo corretto, e sottolineo corretto, quelle che sono le esigenze vere di quei territori. E io nessun aggettivo, preferirei un sostantivo e per me il sostantivo che rispecchia bene la realtà di Kramars è costruttori, ma costruttori di cose che restano. Ma negli anni a venire io credo che Kramars possa continuare a fare la differenza con la grande potenza di lavoro che è in grado di esprimere. Ma soprattutto ha la grande capacità, e anche questa l'apprezziamo molto, di stimolare con continuità e capillarità quei territori verso una visione del futuro. E allora questo farà che Kramars diventi sempre più una realtà insostituibile come riferimento per l'attività del territorio di montagna. Sorrido perché è successo ieri. Ho sfogliato un po' la rassegna stampa di Kramars e passando da un titolo di articolo all'altro mi sono trovato solo a dire ma questo qui è un gran premio dell'innovazione, non è una rassegna stampa, perché sono tutti progetti e tutti argomenti che sono avanti, che sono in grado, già ci danno una lettura del futuro più che l'interpretazione del futuro. E con Kramars ho detto il rischio di annoiarsi è escluso.